Sole, Ruggero Sardo, protagonista della Isola Verde, la Sicilia delle cose belle, Sì. che comincerà domani alle 20:30 su Antenna Sicilia, seconda puntata il giorno di Pasqua su Telecolor alle 13. Che cosa vedremo? Ma Michele, vedremo la Sicilia delle cose belle. Credo che sottotitolo più bello non potesse esserci per questa trasmissione, perché io ritengo che noi siciliani abbiamo purtroppo un vizio, che è quello di innamorarci prima delle cose degli altri e poi di scoprire dopo le cose bellissime che abbiamo. E siccome io ritengo che le cose per amarle bisogna conoscerle, ecco, stiamo cercando di essere un po' ciceroni, un po' raccontatori di questa terra, che poi, devo dire, non ha bisogno di me per essere raccontata e per essere descritta nella sua bellezza, ma che probabilmente ha bisogno di occasioni per farci riscoprire luoghi, storie, personaggi, aneddoti che poi ci facciano innamorare di questa terra e quindi ce la facciano trattare anche un po' meglio. Questo è importantissimo, ma ci sarà anche da non sottovalutare l'aspetto enogastronomico, giusto? Quello non può mancare, anche perché se vedi il mio physique di interessa roll, tutti noi qua. ma perché questa è un'isola verde, ma è anche un'isola dei tesori sotto tutti i punti di vista. Gastronomicamente questa terra, devo dirti che negli ultimi anni ecco, ci ha fatto scoprire anche in questo caso luoghi e occasioni formidabili, e quindi anche un viaggio con il racconto non solo delle aziende ma delle storie delle famiglie siciliane che hanno deciso di riscoprire questo territorio e di investire su questo territorio, perché oggi credo che sia molto importante anche declinare il racconto di chi ha il coraggio di rimanere in Sicilia, perché poi purtroppo tante volte diventa più facile andare via. Sì. Soprattutto... Ieri abbiamo raccontato due giovani imprenditori ecco, palermitani, ragazzini di 20 anni, con tutto il rispetto naturalmente, che hanno dato vita a una start-up, hanno detto noi rimaniamo, ma perché secondo me la sfida di questa epoca non deve essere cun esci e rinesci, come ha detto qualcuno, ma cun resta e rinesci, e quindi ci vuole anche il coraggio, la forza, talvolta un po' di incoscienza per rimanere. Però se i giovani decidono di fare questo cambiamento culturale importante, e quindi di investire e di restare qui, anche attraverso il piccolissimo contributo che possiamo dare noi, noi saremo felici. Ma sicuramente sarà così. Ci dai un piccolo promemoria delle prime cose che vedremo? Ma guarda, abbiamo girato tanto, anche perché ho la fortuna con Giuseppe Coco, che cura la regia, che cura il programma, di avere una squadra di lavoro di ragazzi veramente formidabili, che non si fermano davanti a niente, che hanno voglia di andare avanti. Quindi devo dirvi che abbiamo toccato uno dei punti più alti dell'Etna e siamo andati sottoterra nella città di Catania. Che bello! Abbiamo scoperto anche alcuni aneddoti curiosi sulla città di Messina, ma siamo stati su uno dei ponti più antichi siciliani. Devo dirti, ci sono tanti crossover che nelle puntate cercheranno di catalizzare l'attenzione del pubblico, sempre sorseggiando un buon vino rosso dell'Etna o spumante dell'Etna, o assaggiando una delle nostre prelibatezze che magari le nostre nonne preparavano per le feste. Per esempio, allevamento del suino nero, formaggi, c'è tutto. Tonnare, saline. C'è tutto, ripeto, si vede. No, tu sei informissima, figurati, stai benone. Beh, sarà bellissimo, sarà davvero interessantissimo. E anche l'Etna hai detto, eh? Sì, anche l'Etna abbiamo fatto delle passeggiate grazie alle guide, grazie al parco dell'Etna, perché poi sai, abbiamo pensato di non creare una trasmissione didascalica, perché per fare le trasmissioni didascaliche ci vogliono i professori, gli studiosi, gli scienziati. Io sono semplicemente un viaggiatore mosso dalla curiosità e dall'amore di questa terra, che vuole essere un po' un tramite tra il telespettatore e il racconto, e quindi devo dirti, abbiamo scoperto luoghi veramente straordinari. Compreso i sotterranei di Catania, come accennavi prima. Di che si tratta? Siamo scesi sottoterra, siamo andati sottoterra. Un'anticipazione, senza spoilerare tutto. Ma guarda, però... intanto ti posso dire che abbiamo effettuato delle riprese al carcere di Sant'Agata inedite, e quindi vedremo degli angoli del carcere di Sant'Agata che non sono quelli che si conoscono nei racconti abituali. E poi, siccome Catania ha una storia sotterranea millenaria, fatta anche da tantissime leggende, quindi attenzione anche alle leggende che racconteremo. E devo dirvi che a un certo punto in via Sant'Eupli a Catania si apre un cancello, siamo arrivati in possesso di una chiave misteriosa, abbiamo aperto questo cancello e siamo entrati all'interno delle cripte, ma lo scoprirete. Ma che bello, fantastico, ci incuriosisce moltissimo. Allora, poi voglio ricordare che il programma andrà in onda dopo le prime due puntate, il martedì e il giovedì alle 20:45 su Telecolor, il sabato e la domenica alle 13
13, su Antenna Sicilia invece il mercoledì e il venerdì alle 14 e il sabato alle 20:30. Ci vuole un appunto. Sei preparatissimo perché io a memoria non li ricordo. Ma sto dicendo questo, bisogna pigliare un po' di appunti, ma ci abitueremo anche perché noi segnaleremo naturalmente periodicamente tutti gli appuntamenti. Ti volevo chiedere una cosa, in tutto questo tuo viaggiare che proseguirà prossimamente viene fuori la politica green come è di moda dire oggi, cioè l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla, diciamo, compatibilità? Isola Verde è questo. Isola Verde è volere raccontare una terra che ormai ha necessità di diventare a impatto zero, una terra che ha necessità di essere rispettata ma anche di farsi rispettare. Ecco, io sostengo sempre, ma lo dico nei confronti dei nostri figli e dei nostri giovani, che spiegare le cose è utile, ma essere esempi è fondamentale. E devo dirti che purtroppo accanto a delle isole di racconto amaro, perché ci capita di trovare lungo le strade che poi ci portano alle nostre mete, ai nostri obiettivi, ancora troppa spazzatura, ci capita, ecco, di trovare delle cose che non vanno bene, certo. Accanto ce ne sono tante che funzionano, accanto ci sono giovani che decidono di riconvertire le aziende, accanto ci sono famiglie di imprenditori che hanno capito che oggi l'urgenza, l'emergenza della nostra terra è quella prima di tutto di rispettarla, perché è il luogo che ci accoglie, è casa nostra, è casa di tutti e tocca a ciascuno di noi rispettarla anche con queste politiche nuove. Isola Verde racconta anche questo, vi racconteremo per esempio del tentativo molto intelligente della nuova navigazione nei fiumi e quindi la navigazione a impatto zero. E anche questa è una sfida nuovissima che cioè, è nuova questa parte cosa. dalla Sicilia, parte di proprio andare dalla Sicilia. Lungo i fiumi? Perché prima non era a impatto zero, quindi a impatto zero, con motori solari, con tutto quello di nuovo e che probabilmente 20 anni fa noi pensavamo facesse parte solo dei telefilm e delle serie scientifiche, oggi per fortuna è in realtà, e devo dire che quindi, la Sicilia si quindi anche scoperte autentiche del nostro territorio siciliano. Naturalmente incontrerai i produttori, imprenditori, esperti, gente che si dà da fare, no? Che sono tanti poi siciliani di buona volontà. Io dico sempre che il siciliano ha una carica e un'energia unica in tutto il mondo e probabilmente, forse questa cosa è capitata anche a te, a un certo punto si ha la necessità di allontanarsi da questa terra per mille motivi diversi. Sai, ne abbiamo incontrati tanti che ci hanno raccontato non era soltanto un problema umano, era proprio un'esigenza di allontanarci da questa terra, ma nel 99,9% dei casi i siciliani che si allontanano non tagliano mai definitivamente il cordone ombelicale che li collega a questa terra, perché sanno che prima o poi in un modo o nell'altro torneranno e quando ritornano hanno delle prospettive totalmente diverse che li fanno rinnamorare di questa terra, delle nostre pietre, che hanno una coscienza, che hanno una storia e che poi sono a casa nostra per sempre. Ma sfondi una porta aperta, te l'hai Infatti ho detto tu lo saprai assolutamente bene. Come si dice, se parlare a suocera, com'è il detto? Padre minore, spiegaci Soggiero, una cosa del genere. Bellissimo, d'accordo. Allora, senti, ti vediamo domani alle 20:30, un'anticipazione sulla puntata di domani già? Domani apriamo dalla meravigliosa piazza di Acireale e arriveremo anche a conoscere un po' meglio il porto dell'Etna di Riposto, vi dico solo questo intanto. Ah, che bello! E poi c'è una passeggiata a Taormina, poi sa, ci sono anche delle riflessioni, perché devo dirti che Giuseppe mi ha dato questa opportunità di poter riflettere e raccontare veramente da persona comune, perché io sono una persona comune, le emozioni che si vivono in questi viaggi, perché io credo che alla fine la cosa più bella sia trasferire le emozioni che noi tutti della troupe viviamo in questi momenti, in queste giornate di ripresa, e voglio veramente ringraziare la dottoressa Ciancio che ha creduto dal primo istante in questo progetto in maniera totale e ci ha permesso veramente di immergerci in un lavoro stupendo. Complimenti, in bocca al lupo naturalmente per il tuo viaggio. Ricordo gli appuntamenti: domani alle 20:30 su Antenna Sicilia, seconda puntata il giorno di Pasqua su Telecolor alle 31, alle 13, scusate, Ruggero Sardo, Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Complimenti. Lo aspettiamo domani nei nostri telegiornali. Poi resto qui, a sto punto resto qui, raga, posso stare qua come metto in un angolino. Ti facciamo un soggiornino, no, perché ci teniamo a ribadire, diciamo, lo so. il piacere di averti ospite, naturalmente di raccontare le cose belle della nostra Sicilia, della nostra Isola Verde. Breve pausa, poi ci occuperemo della caccia alle uova a Villa Bellini a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia.